Grazie Presidente. Saluto tutti i bergamaschi che vedo monitor. In modo particolare permettetemi di salutare Marco Pescarolo. Mi sembra il più giovane da quelli che vedo e che con coraggio addirittura mi andai che in tour all'Italia o in Europa. Lei andasse in Cina, quindi complimenti per questo coraggio e questa voglia di vivere che ti leggo sulla fronte, sulla faccia. Complimenti davvero per questo tuo coraggio e mi Grazie. auguro che tu possa diffondere anche in quel territorio la bergamaschità, perché noi bergamaschi abbiamo nel nostro DNA qualche caratteristica che altre persone, altri popoli o altre regioni italiane gamia. E noi questo, ecco, vorremmo che voi foste un po' i paladini, un po' gli ambasciatori di questo nostro carattere. Cosa devo dire? Ducato di Piazza Pontida, tra l'altro, si avvicina, è un'associazione culturale, si avvicina a compiere i 100 anni. È nato nel 1924, quindi fra 2 anni il Ducato compirà 100 anni. E mi ha fatto piacere comunque, al di là di questa ricorrenza, che comunque tengo, tutte volte che intervengo la cito e la ricordo perché ormai ci siamo abbastanza vicini. Ringrazio il Presidente perché ci ha coinvolto in una bella iniziativa. Per la verità ne abbiamo fatte anche altre con i bergamaschi nel mondo, ma questa la ritengo una delle iniziative più intelligenti e quelle più diciamo, che potrà assicurare una certa partecipazione anche a voi. Quindi questi momenti di incontri che abbiamo intenzione di organizzare con questi nuovi social, ormai queste nuove forme di comunicazione dobbiamo un po' tutti adeguarci perché ci danno una grossa mano proprio per incontrarci anche se siamo distanti. E l'idea di fare questo ciclo di incontri parlando di Bergamo e dei bergamaschi sicuramente in voi sicuramente ci sarà tanta curiosità e io spero che siate in tanti a partecipare a questi incontri perché, come dice il Presidente, alla fine verrà rilasciato anche un attestato, ma servirà anche per poter così imparare qualche parola per dare modo a quelli un pochino più portati di magari fare anche delle composizioni, dico magari poesie, cercare a tutti i costi le rime, eccetera, eccetera, ma magari qualche composizione che possa quindi dare avvio a quel concorso che vorremmo proporre alla fine del nostro ciclo di incontri. E mentre seguivo attentamente la presentazione di questi nuovi 2 format dei bergamaschi nel mondo, mi è venuta un'idea e che vi butto qua e che penso sia una bella idea, un omaggio ai lenti bergamaschi nel mondo, ma soprattutto a voi. Sapete che il Ducato ogni 15 giorni sta giù qui, che è nato nel 1894, 127 anni, dove parla di usi, tradizioni, folklore, ma soprattutto parla di dialetto delle nostre radici. E lo possiamo fare anche quando la stampa ci dà il PDF, lo possiamo anche far girare. Quindi io, siccome vedevo che scorreva la rivista, io ogni 15 giorni manderò al responsabile del sito, a Piazza o a chi per esso, Carozzi, ecco, il PDF del nostro giornale ogni 15 giorni per poterlo pubblicare sul vostro sito, in modo tale che voi ogni 15 giorni avrete la possibilità di leggere il nostro giornale, ma soprattutto leggere anche qualche parola in dialetto bergamasco che spero non ve la sia scordata. Anzi, sapete che a me risulta che i bergamaschi nel mondo, che hanno anche qualche capello bianco, sono quelli che conoscono meglio il dialetto di noi, perché sono andati via con il vero dialetto e non vi siete inquinati dell'italiano mischiato col dialetto e quindi avete ancora le vostre radici attaccate a queste parole, a questo modo di dire e di fare, che sicuramente siete quelli ancora portatori di questo modo di dire che forse noi l'abbiamo un po' perso, perché parlando in italiano come sto facendo adesso io, no? Ci perdiamo parecchi termini in dialetto, mentre le persone che un po' di anni che sono via da Bergamo, questi termini, questo modo di fare ce l'hanno ancora bene in mente. Quindi davvero continuate così perché è un'altra forma per tenere vivo il dialetto da voi. Io non aggiungerei altro perché lascerei a Giusy spiegare un pochino nel dettaglio invece la serie di incontri è la cosa più importante
che Educato vorrebbe proporre a voi dal prossimo gennaio fino a giugno-luglio. E qui, prima di lasciare la parola, devo ringraziare Mauro Rota, perché con noi ci ha dato una grossa mano per poter così, ma anche spinta, anche voglia di provare questa nuova esperienza, e quindi ci ha messo addosso proprio anche tanta voglia di fare, quindi lo ringrazio davvero per questa nostra nuova esperienza diretta con voi. Quindi, visto che c'è questa possibilità di parlarci, di scriverci, di leggerci, aspetto anche da parte vostra, quando avrete letto i nostri GP, qualche vostro magari così comunicazione, consiglio o qualche parola da poter mettere sul nostro giornale. Grazie ancora a tutti e buona continuazione. Buongiorno a tutti, sono Giusy Bonaccina, sono un cavaliere del Ducato di Piazza Pontida e sono stata incaricata di curare questi incontri sul dialetto bergamasco. Devo dire che quando la cosa mi è stata proposta mi ha fatto abbastanza perplessa, perché mi è stata proposta come un corso. E il corso per me, che ho passato tanti anni da insegnante, riportava alla mente la noia, insomma essere costretti a fare qualcosa che magari uno non ha voglia di fare perché ha passato un'intera giornata al lavoro e l'unica cosa che vorrebbe quando torna a casa è rilassarsi. Quindi avevo detto quasi di no. Poi ho pensato, ma no, alla fine potremmo fare degli incontri molto più leggeri, nei quali rispolverare il dialetto bergamasco, perché io sono convinta che le persone che vivono negli altri paesi hanno poca occasione di parlarlo e quindi risentirlo, riappropriarci di quella che è la nostra lingua madre, perché vedete, in generale si ritiene che chi parla il dialetto bergamasco forse sia un po' svantaggiato rispetto alla lingua. Non è così. Il dialetto in generale, ma il dialetto bergamasco in particolare, è una lingua antichissima e nobile, che è giustissimo conoscere, proprio per noi che siamo nati qui abbiamo avuto le nostre origini, quindi il nostro, dico tra virgolette corso, ma i nostri incontri saranno volti a risentirlo leggere, risentirlo parlare, faremo delle conversazioni, leggeremo delle poesie. E io credo che questo ci servirà davvero a recuperare quella che è la lingua del cuore, perché il dialetto, più della lingua nazionale, è la lingua del cuore, è la lingua dell'amicizia, è la lingua degli affetti. A questo punto io non aggiungerei altro. Noi ci vediamo, credo, il 17 di gennaio, che deve essere la prima data del nostro incontro, e intanto auguro a tutti un buon Natale e buone feste. Ciao!